marzo, in cui l'ha vista impegnata in una personale al Palazzo Municipale di Pieve del Parco. Il titolo era Colori incontaminati, di cui abbiamo anche qualche opera come Natural Movement o Jasmine. E qui ringraziamo Wanda e la critica d'arte Grazia Costa che ti aveva presentato allora. Sempre a marzo, grazie alla collaborazione del critico d'arte Enzo Santese e l'artista e il curatore anche Piero De Martin, è nata una collettiva di 13 artisti da loro selezionati, di cui trovate le 2 opere qua dietro, sulla vera storia di Romeo e Giulietta. Adesso anche Verona l'ha riconosciuto, l'origine e la genesi del mito la storia nasce in Friuli, come dalle ricerche che hai fatto, che si è visto, insomma, leggendo la novella di Luigi Laporto, che si era innamorato di Lucina Savorgnan, e ha scritto questa novella autobiografica su cui successivamente Shakespeare si è basato per il mito che conosciamo bene. Questa collettiva è stata nella prima tappa Villa Manin e successivamente si è spostata ad agosto alla Galleria De Martina a Lignano Sabbiadoro. Un'altra personale dal titolo In Evolution, gioco di parole fra inevoluzione, involuzione, dove stiamo andando, si è svolta in Piazza Flaminio nel mese di agosto, è rimasta aperta anche durante i festeggiamenti di Sant'Augusta, visto che era proprio in Piazza Flaminio, e qui ringraziamo l'associazione 11 gradi, anche una persona di Caterina Zanardo, che ci ha messo a disposizione l'ex Monte di Pietà, uno splendido palazzo di proprietà del comune su 3 piani con degli affreschi del 500, 600, insomma una splendida cornice che hai trovato per realizzare questa personale. Ad agosto è stata impegnata con la realizzazione di un murales molto grande, che è almeno molto interessante, Fregona. A Fregona, stiamo rimanendo tema di Fregona, al Bosco dell'Arte, con una collaborazione con loro, in particolare con Michele De Conti, in cui diversi artisti sono stati uniti dalla sua personalità eclettica, insomma, e qui è realizzato che dimensioni aveva? 3 metri, 4 metri, 3, ok, veramente grande questo murale. Il che dopo ha avuto per un mese mal di schiena. Andando avanti, si è aggiudicata al 3° posto l'ex tempore Renzo Ardito. Ex tempore si crea l'arte in 2 giorni, in questo caso in un giorno, lì aveva a disposizione 2 giorni, in cui Lignano Sabbiadoro l'argomento era ritratti dal mare, mi pare, giusto? Sì. Ritratti dal mare, e si è arrivata al 3° posto, insomma, al premio Renzo Ardito. A ottobre è stata Grisignana, o Piemonte d'Istra o Grosnian, in cui ogni anno c'è un'extempore storica, una città di artisti questa, dove adesso vivono artisti, è pieno di gallerie e di arte, e in queste giornate, si è fermata 4 giorni, okay, ha preso luce, è nata questa che è Borderline Vertigo. Nasce da un progetto fotografico, di foto quindi che ha fatto l'artista, e successivamente stampate su carta semplice, e è stata ricostruita una geometria partendo da vari spezzoni di foto. Non si vede dove finisce la foto, dove comincia la tecnica, proprio perché è una tecnica mista. E ci ha lavorato ancora, e quando ha ritenuto il lavoro finito, dopo Grisignano ci ha lavorato qui a Vittorio Veneto, è stato presentato al 30° premio nazionale di pittura di Cordignano, organizzato dalla Proloco, e qui è stata premiata con una targa della provincia di Treviso, premio speciale della giuria. E cos'altro? Si è stata anche ad Adria, al concorso nazionale di pittura sempre della Proloco. Sempre in questo periodo è cominciato a collaborare col critico d'arte, poeta e professore anche universitario Enzo Santese. Da questa collaborazione nasce il calendario che andiamo a presentare questa sera, che non è un semplice calendario, perché vuole unire e mettere insieme 20
24 artisti. Sono 12 pittori, scultori, artisti, e 12 artisti che sono anche 12 poeti, quindi 24 personalità unite dalla curatela di Enzo Santese, in cui ogni mese ha una luce particolare. E la caratteristica di Enzo Santese è quella di essere riuscito a unire alla pittura una poesia che ben racconta sia il mese che il quadro. Partiamo da gennaio, per esempio qui abbiamo Cremonesini, che la caratteristica di questo artista è quella di dare una nuova vita a quello che per altri non è più utile, come la tecnologia quando diventa obsoleta noi siamo abituati a buttarla via. Lui ha lavorato una vita nell'Olivetti di IBM e quindi immerso nella tecnologia è riuscito a unire la sua arte al riutilizzo, a dare una nuova luce, una nuova vita alla tecnologia. E quindi abbiamo un orizzonte immerso fra una scheda che è presente proprio fisicamente nel quadro, non è una pittura ma è parte stessa del quadro, andando avanti con Francesco di Lernia oppure con Evaristo Chan, in cui rappresenta bene un R4, simbolo dell'evoluzione anche dell'Italia stessa in una fase importante. Per soffermarci magari poi ad aprile con Piero De Martin, che nasce come artista orafo, artigiano orafo, che oltre ad essere un molto abile artigiano orafo, lavora proprio anche ceramica, terracotta, riesce a dare queste forme in 3 dimensioni, a dargli un'armonia che esce dalle linee, dagli schemi convenzionali. Se andiamo avanti abbiamo Marina Coccolo, che si avventura nelle geometrie, che è molto difficile per un artista non cascare nel banale quando si lavora con delle geometrie, ma lei ben ci riesce. Abbiamo una delle maggiori caricaturiste, Lorella Fermo, che rappresenta Giovanni Rodari con Favole al telefono. Qui non abbiamo messo la foto del calendario, ma abbiamo direttamente il quadro vero di luglio, Jasmine. Se vuoi dire 2 parole te su Jasmine, come è nato? No? Con tutto amore è nato. Ok. Dopo abbiamo ad agosto Zdravko Milic, che va ad affrontare il rapporto sempre fra la tecnologia e il mondo di oggi. Un angelo col casco quasi venga dalla luna, e come la televisione parla a noi oggi, è un po' il tema che affronta spesso lui. Successivamente abbiamo anche un'elaborazione digitale, quindi si parte da una fotografia fatta sui navigli, maneggiata, rielaborata, in cui la luce viene scomposta per dare la forma e la visione che l'artista vuole dare di questi navigli. Abbiamo anche qui una poesia di Giacomo Scotti, un famoso poeta di origini napoletane, trasferito in classe trasferito a Trieste, sì, e esule anche in Istria, una vita molto particolare. Questa la leggiamo, direi. Sono ancora le onde di un mare amaro a unirci, e vedo sempre mani tese che stringono altre mani. Mi ripeteva un vecchio capitano di Costrena: se tocci il dito in mare, te ciaccoli col mondo. Conoscevo un pastore del Velebit che scendeva dal monte con le capre per riposare accanto al mare amaro. E accanto al mare amaro, al mare fu sepolto. Ancora ascolta l'onda che la bora spesso sconvolge e fa fuggire nel canale della Morlacca. Il mare, e il fiume sta a guardare. Arriviamo a ottobre con un'opera veramente interessante di Vanni Geretti, Oscar Vanni Geretti, che è, questa non è una pittura ma un bassorilievo, potrebbe sembrare metallo, bronzo, in realtà questa è una ceramica a raku, perché Geretti lavora proprio con la ceramica. Noi siamo abituati magari a sentire
le signore che fanno il corso di ceramica. Qua siamo veramente su un livello molto difficile, perché la particolarità della ceramica, in particolare la raku, è che è imprevedibile il suo comportamento nella cottura. I colori che nascono da quest'arte è sempre una scommessa per questo artista, che si avventura bene e ne esce con queste opere che dal vivo sono ancora più belle. Probabilmente l'idea era quella di fare anche una mostra nel 2020 qui di Geretti pure nella Rapipur. Vediamo se riusciamo a farlo andare in porto, vi faremo sapere. Per arrivare a Paladin a novembre, itinerari interrotti. Questo è un particolare di un bassorilievo su tavola. Lui lavora sul legno, parte da una tavola e lavora con diversi tipi di frese in cui incide l'anima del legno, per poi successivamente scomporla, tagliarla, fare a pezzi quest'opera e ricomporla per dare le geometrie e il senso che lui vuole farci arrivare da quest'opera. Alla fine arriviamo a dicembre con Puglia Zudic e con una visione delle calli capodistriane. E qui possiamo anche leggere l'ultima poesia. E la memoria amalgamata all'oblio condurrà nuove storie a noi perfettamente sconosciute. Vivremo nelle parole, magari di quelle che ci furono nemiche. Rinasceremo in voci indomabili di giovani che scopriranno quello che oggi sappiamo e non possiamo tradurre loro, perché ogni onda sommerge la precedente e le conchiglie si sfanno in sabbia, colma di luce, spuma apparente e silenzi nel profondo, dove lo sguardo di Teti Afrodite ci legge, mentre noi scriviamo quello che dice. Se volete approfondire, leggere le altre poesie, sono qui apposta per voi. Se avete qualche domanda sui quadri potete chiedere a Pura. Se interessa il calendario, questa è l'ultima tappa perché l'abbiamo presentato a Isola, Palazzo Manzioli, sede della Comunità degli Italiani a Isola, a Trieste al Caffè Letterario Vittoria, a Udine alla Galleria Artesegno, che è la più antica galleria e casa d'aste del Friuli, a Codroico alla Galleria di Martin, e ultima tappa lo presentiamo qui nella tua galleria a Vittorio Veneto. Bene. Se interessa